Buonasera. La tragedia è arrivata anche in Sicilia. Volevamo non contare i morti e invece ne abbiamo contati finora 12 e mancano 2 dispersi. Una tragedia immane naturalmente, per la quale ho espresso ai familiari il cordoglio personale del governo della regione e di tutta la comunità siciliana. Adesso abbiamo il dovere di capire se questo enorme sacrificio di vite umane possa servire a qualcosa, possa rappresentare una utile lezione per coloro che hanno fatto finta in passato di non sapere, per coloro che hanno fatto finta in passato di non capire, per coloro che in passato si sono girati dall'altra parte invece di decidere e invece di agire. Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, il maltempo non è l'unica causa della devastazione del nostro territorio. Certo, si tratta di un'ondata eccezionale. Stanotte 90 mm di acqua in pochissimi minuti ha determinato la tragedia di Casteldaccia, altre 2 vittime nell'Agrigentino, poi a Vicari, a Corleone, e però non è solo dovuto al maltempo. Il territorio siciliano e più in generale quello della penisola è stato sottoposto a vere e proprie devastazioni. È mancato rispetto, è mancata una corretta lettura, è mancato il controllo, è mancata la vigilanza. Tanto per non andare lontano, la casa oggetto del palcoscenico della tragedia era ed è a poche decine di metri dal greto del fiume Milice, alle porte di Palermo. Stamane mi sono fermato ad osservare la foce di quel fiume. Con incredulità ho notato come almeno 3, 4, 5 villette siano collocate proprio sulla foce, sul greto del fiume o a poche decine di metri. E quante altre situazioni analoghe ci sono in Sicilia. Abbiamo deciso alcune cose, ve le sintetizzo per necessità, ma anche perché ritengo sia giusto che voi sappiate quello che fa il governo regionale. Questo governo contestato da cortigiani, da ruffiani, da leccapiedi, da saltabanchi, questo governo che diventa facile obiettivo perché pensano che il nostro stile sia invece una sorta di complesso di inferiorità, questo governo che non ama i clamori, non ama i fuochi d'artificio e lavora spesso nel dovere del silenzio, questo governo che diventa bersaglio di tanta gente pagata per fare campagna di denigrazione e terrorismo, subito dopo l'avvio dell'inchiesta da parte mia per accertare precise responsabilità.